Fondazione IREA nasce come scuola di avviamento professionale nel 1922 e in oltre 100 anni di storia ha sviluppato attività e progetti in ambito educativo, formativo e di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità. Oggi la Fondazione, ente del terzo settore, realizza queste attività in 8 sedi diffuse sul territorio di Este che vogliono accompagnare ciascuna persona che si avvicina ai nostri progetti a realizzare in pieno il proprio progetto di vita. Nella giornata di oggi, dopo la conferenza, ci sposteremo nella sede di Via Bressan, una struttura realizzata come un'azienda in mezzo alle aziende che allena le persone al lavoro e alla vita adulta attraverso progetti realizzati con risorse nell'ambito della formazione, del lavoro e dei servizi sociosanitari, per fare in modo che ogni persona possa davvero essere protagonista delle scelte che la legano al proprio progetto di vita e realizzare così i propri obiettivi.